Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, e grazie come sempre della tua presenza e del tuo preziosissimo apporto. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1184. Un paio di settimane e siamo a 1200, ragazzi. Di oggi, mercoledì 29 di aprile, l'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso! Chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora a radiolibertà.net is the place to be. E poi infine 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che potete inviare già da adesso, oppure 0292947222 quando ve lo dirò io. Orbene, iniziamo la nostra trasmissione e c'è già lui, implacabile come sempre, pronto per il lancio. Chi è? Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio, e andiamo. Il Comune di Venezia è una delle sfide politiche più attese delle elezioni del 24 e 25 maggio prossimi.
Il sindaco uscente è Luigi Brugnaro del centrodestra, che ha esercitato il suo compito per 2 mandati e che adesso quindi non può più ricandidarsi. Il centrodestra voleva come candidato un peso massimo, cioè l'ex presidente della regione Veneto Luca Zaia, che però non c'è stato. Ha quindi dovuto ripiegare su Simone Venturini, che è un ex assessore allo sviluppo economico, tra l'altro giudicato molto positivamente. Il centro-sinistra invece ha incaricato dell'assalto al comune di Venezia Andrea Martella, senatore e segretario veneto del PD, che è riuscito a mettere a punto un campo larghissimo, nel quale accanto al nocciolo duro di PD, M5S e AUS ci saranno anche Italia Viva, PSI, Più Europa, Radicali e Rifondazione Comunista. Sarà quindi uno scontro vivacissimo giocato all'ultimo voto. E rieccoci alle 18 minuti e 27 secondi sulle magiche onde Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1184 di Zoom. Diamo anche un'occhiata, intanto ringraziamo come sempre Pierluigi Magnaschi per il suo intervento, ma dicevo, diamo un'occhiata alle agenzie, l'ANSA, l'apertura, la strage di Capodanno, l'Italia si costituisce parte civile nel processo di Crans-Montana. Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi, vuole accertare le responsabilità dell'organizzazione che ha gestito l'intervento a Capodanno. Le indagini, l'aggressore del 25 aprile confessa: sono stato io, sequestrati coltelli in casa. La donna ferita a Roma, tristezza per il fermato, così giovane e così imbevuto d'odio. Accusato di tentato omicidio, chi è Eitan Bondi, il fermato per gli spari del 25 aprile. Ancora a Bergamo l'11ª tappa di Imprese Vincenti dell'ANSA, poi il racconto di Annalisa Corrado, abusata a 16 anni da un gesuita, la denuncia dell'eurodeputata, a fanpage abusi su oltre 20 ragazze del movimento eucaristico. L'evento Spollon, Big Mama e Arisa, presentatori del concertone, lavoro dignitoso, il tema di quest'anno, ecco chi salirà sul palco. Abbiamo poi di spalla una cosa che mi disgusta molto perché, vedete, il 29 di aprile del 1975 un ragazzo di appena 18 anni che rispondeva e risponde ancora al nome di Sergio Ramelli, onore a Sergio Ramelli, colpevole di essere semplicemente un militante del Movimento Sociale Italiano e di aver scritto un tema sulle droghe che era stato classificato come sgradito dal Soviet degli studenti comunisti della scuola che egli frequentava. Bene, 3 di questi eroi, 3 contro 1, armati di AZ-36, la celeberrima chiave inglese, lo aspettarono sotto casa e cominciarono a dargliele di santa ragione. Gli ruppero la scatola cranica e lo lasciarono per terra in una pozza di sangue. Sergio Ramelli è rimasto per giorni tra la vita e la morte, dopodiché se n'è andato, ribadisco, ad appena 18 anni. E c'è qualcuno che evidentemente oggi non ne sa niente, ne capisce meno di niente, e poi a me tocca leggere sull'ANSA, in questo tempo così avvelenato, mi tocca leggere sull'ANSA questa notizia che francamente mi disgusta. È stato aggredito per aver strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della Gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia Operaia. È accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di Via Selli, dove stasera è prevista la partenza della parata in onore di Sergio Ramelli. Vittima un uomo di 33 anni, portato poi in ospedale con ferite lievi. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne italiano ha riferito di essere stato avvicinato in via Amedeo da alcune persone scese da una Golf. Gli aggressori lo avrebbero colpito con calci e pugni per poi allontanarsi in auto.
L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Città Studi con ferite lievi, in particolare al labbro e al sopracciglio. La zona è la stessa in cui oggi è previsto il corteo annuale in memoria di Ramelli, organizzato nell'anniversario della morte. La manifestazione si conclude tradizionalmente in piazzale Gorini. Uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave, che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato, non aggiungo altro. Così il deputato dei Fratelli d'Italia Riccardo Decorato ha commentato quanto accaduto ieri sera. È stato picchiato perché ha voluto andarsela a prendere, ha aggiunto a margine della commemorazione istituzionale di Ramelli. Uno che va a strappare i manifesti di Sergio Ramelli il giorno che è morto, insomma. Se questo è avvenuto e il responsabile è uno di destra, ovviamente è da condannare, tanto quanto fosse stato uno di sinistra, ha aggiunto l'assessore regionale ed esponente dei Fratelli d'Italia Romano La Russa. Siamo contrari a ogni forma di violenza politica da sempre. Se c'è una responsabilità di qualche elemento di destra, come diceva Almirante, pena di morte per i terroristi di sinistra, doppia pena di morte per quelli di destra. In ogni caso, andare a strappare i manifesti di Ramelli è un gesto schifoso che va condannato, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, da una Bergesio a un altro Bergesio, stasera con noi il senatore Bergesio, Giorgio Maria. Buonasera senatore. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come va? Bene, bene. Praticamente 1 o 2 giorni in famiglia, perché ieri abbiamo avuto appunto Francesca, Miss Italia, con l'altra metà della radio e la nostra Laura Ravetto. E stasera abbiamo il senatore Giorgio Maria Bergesio. Senatore, allora, stasera parliamo di politica, provvedimento per produzione e vendita del pane. Io sento già il buon profumo dei forni la mattina. In fondo, alla fine, anche fare giornalismo è questo, perché come dice Feltri, il giornale è come il pane quotidiano, va sfornato tutti i giorni. Lei che cosa ci dice invece? Ma noi abbiamo approvato questo disegno di legge. Tenete presente che è una legge che l'Associazione Nazionale Panificatori aspettava da anni. Io credo che sono almeno quasi ormai 20 anni che dovevamo dare una legge a questo settore. Siamo iniziato con un percorso, è durato alcuni anni, per già la scorsa legislatura abbiamo lavorato su questo provvedimento in Senato, ha lavorato la Commissione Attività Produttive. Questa volta abbiamo lavorato di nuovo su questa commissione e siamo riusciti a portare in aula un testo per dare delle risposte naturalmente concrete a questi oltre 28.500 imprese attive nel nostro paese, di cui circa il 76% di queste sono impegnate nella produzione diretta di pane e altre sono le 24% sono impegnate naturalmente nel commercio. Questo settore è un settore importante, lo sapete che questo settore dà lavoro a circa 120.000 occupati e diciamo che la parte più importante, a mio avviso, fatturato globale, diciamo tra il pane che vai sulle vendite dirette e il pane che invece è l'intero fatturato del settore, siamo sui 9 miliardi di euro. Ma il tema vero, che secondo me è molto importante, è che l'86% di queste 28.000 imprese lavora sul territorio sul quale insiste l'azienda, cioè è un presidio, perché la panetteria, il fornaio sono quelle attività che sono un'attività che quando chiudono in un piccolo comune o in un quartiere eccetera sembra che venga a mancare qualcosa. Allora noi cosa abbiamo fatto? Intanto, per tutelare le imprese, sostanzialmente abbiamo definito da subito il tema della corretta informazione al cittadino consumatore utente, che va tutelato in ogni caso, cioè il pane fresco è esclusivamente quello derivante dal processo di produzione, che esclude categoricamente per noi qualsiasi tipo di interruzione dovuta al congelamento o alla surgelazione, per cui si innesca tutto il meccanismo della GDO, di quel pane che arriva da chissà dove, che fa concorrenza sleale ai nostri panificatori, ai nostri fornai, ai nostri produttori di pane. Inoltre noi abbiamo inserito anche un tema importante, che sono norme rigorose per la vendita, cioè il pane ottenuto attraverso il completamento di cottura di quelli che sono i prodotti surgelati o comunque quelli parzialmente cotti
deve essere esposto in scaffali distinti dal pane fresco e recare delle etichette chiare che non lasciano alcun dubbio, perché altrimenti traiamo sempre in inganno il consumatore. Poi c'è un altro tema che merita essere citato per gli ascoltatori. Per la prima volta noi prevediamo quelli che sono degli scaffali separati, naturalmente per la vendita, a tutela dei consumatori celiaci, perché il pane per celiaci non venga più messo insieme all'altro, vicino all'altro, perché c'è il rischio di contaminazione. Allora, il pane fresco senza glutine in un apposito scaffale. Poi noi come Lega abbiamo insistito molto affinché questa legge fosse uno scudo soprattutto per la produzione nazionale. Infatti noi abbiamo introdotto la denominazione pane made in Italy 100% riservata esclusivamente a quei prodotti che sono stati realizzati con materie prime di origine italiana e lavorati sul nostro territorio, che significa tutelare la filiera, dall'agricoltore, che vuol dire colui che semina, produce il frumento, produce i grani idonei, i nostri mulini e i nostri mugnai, per arrivare fino alla vendita, e questo diciamo che è una tutela contro la concorrenza sleale, perché noi sappiamo bene che il pane è anche identità, sapete Certo. che il pane è la micchetta milanese, e il pane di Altamura è la coppia ferrarese e quella che noi chiamiamo le amiche di Cuneo, cioè sono quei pani che sono inseriti nei prodotti agricoli tradizionali. Abbiamo anche aggiunto, per esempio, di celebrare ogni anno la festa del pane, che è la prima domenica di maggio. Io credo che poi, attraverso anche le varie commissioni, per esempio la Commissione Cultura, che del senatore Marti, il mio collega leghista, ha dato un contributo importante, perché abbiamo previsto che vengano promosse nelle scuole iniziative specifiche. Cioè noi dobbiamo spiegare ai ragazzi che dietro quella panetteria, quel fornaio, ci sono i sapori, ci sono i saperi, c'è la sapienza, c'è la storia della nostra terra, dei nostri borghi, delle nostre comunità. Cioè il pane è frutto di lavoro di decenni, di tradizioni, dei cambiamenti anche dei consumi. È un patrimonio nazionale che comunque va in ogni caso sempre tutelato. Abbiamo avuto anche un parere importante dalla Commissione Europea, perché metteva in discussione alcune cose, invece alla fine abbiamo trovato una quadra che sono per armonizzare quelle che sono le nostre, diciamo, necessità, quelle del mercato unico. Però credo che alla fine abbiamo fatto un ottimo lavoro, e io credo che questo sia merito di tutta la Commissione, ma anche dell'Aula del Senato. Le opposizioni si sono astenute perché dicono che non abbiamo accettato degli emendamenti, ma noi abbiamo veramente voluto tutelare i nostri produttori, la nostra filiera, i panificatori reali italiani, non coloro che ne approfittano per dire che è pane e poi sotto questo nome del pane vendono un prodotto che non ha nulla a che fare con la qualità, con la salubrità e naturalmente con tutta l'eccezionalità di un prodotto che deriva dalle nostre filiere. Certamente, che è la cosa più importante. Senatore, senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma poi oggi abbiamo fatto un'altra giornata importante, abbiamo approvato anche, che a firma anche di alcuni deputati della Lega, abbiamo approvato il riconoscimento istituzionale di quella che è la giornata nazionale della ristorazione, fissata nel terzo sabato di maggio, questo al fine di valorizzare quello che è il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e diverse tipologie. L'abbiamo approvato questa mattina in via definitiva, questo diventa legge perché era già stato approvato dalla Camera, ma qui io credo che questa giornata, a mio avviso, l'ho detto oggi, ha avuto un ottimo riscontro, perché credo che sia anche una risposta concreta che arriva agli operatori che lavorano con passione, con competenza, ma non solo i grandi chef, perché poi noi ci fermiamo quei 10 nomi, no, parliamo dei cuochi, parliamo dei camerieri, parliamo dei barman, dei lavapiatti, dei responsabili di sala, e a tutti questi che noi abbiamo voluto dedicare questa giornata, perché già è un lavoro complicato e complesso, che si fatica a trovare anche la manodopera e i lavoratori nel settore, perché comunque questi lavorano nel momento in cui le persone normalmente si divertono, sono in pausa, perciò è un lavoro molto particolare. E allora anche qui, proprio nel momento in cui la cucina italiana è stata definita patrimonio immateriale dell'umanità, abbiamo detto con forza e con vigore, questo è anche un altro tema. Poi in Senato in questo momento è in discussione generale, abbiamo superato le pregiudiziali, il decreto infrastrutture, commissariamenti, che riguarda anche commissariamenti di opere abbastanza importanti dove sono già finanziate per velocizzare le procedure,
ma c'è anche un tema soprattutto di risorse per Rete Ferroviaria Italiana e RFI, ANAS, eccetera, ed è il decreto infrastrutture sul quale noi abbiamo in aula il viceministro Ricci che sta seguendo. Avremo la fiducia questa sera, io credo verso le 20:30, alle 21, per chiudere definitivamente questo provvedimento. Domani noi avremo anche naturalmente qui in Senato, in commissione, la nostra che riguarda la commissione attività produttive, il commissario europeo per la salute e il benessere degli animali, questo Vareil, che sulle tematiche di sua competenza, perché c'è anche una semplificazione, diciamo, su queste tematiche. C'è un provvedimento in corso e avremo modo anche di chiederle alcune cose importanti, tipo il fatto dei codici doganali, quelli che ieri lunedì c'è stata questa grande manifestazione di Coldiretti al Brennero, perché l'attivazione di questi codici doganali identificativi porterebbe anche la tutela dei nostri prodotti. Noi lo diremo naturalmente nella nostra commissione, insieme alla quarta commissione che è quella dell'Unione Europea, e anche insieme alla Commissione Sanità e Lavoro. Perciò anche domani avremo questo, e domani però in aula abbiamo il documento di economia e finanza. Ci sarà domani mattina la discussione generale e poi ci sarà il voto, che è un altro, che il documento di economia e finanza, voi sapete che è la base programmatica forte, economica, che dà indicazione su quelle che sono le linee del governo. Noi abbiamo chiesto più volte, lo sapete voi, lo sanno gli ascoltatori, l'abbiamo chiesto anche il 18 di aprile in Piazza Milano, di superare il patto di stabilità e di dare la possibilità di sforarlo, perché questo non si può sforare solo perché l'Unione Europea ci vuole far sforare il patto di stabilità solo per l'acquisto di armi. Questo non va bene. Noi vogliamo dare risorse, le crisi energetiche in corso, il sostegno alle imprese, il sostegno alle famiglie, il taglio delle accise, tanti aspetti che vanno verso la salvaguardia, verso investimenti a servizio dei cittadini. Noi stiamo vivendo un periodo paragonabile a quello della pandemia per le difficoltà, per l'aumento dei costi. Le opere infrastrutturali, le opere pubbliche che si costruiscono, si ristrutturano edifici, eccetera, l'aumento dei costi dal 50 al 70% in più, tra bitumi, materiali vari, eccetera. E tutto questo occorre intervenire, perché altrimenti si fermano i cantieri, e questo non è solo un grido di allarme, ma è una necessità forte per un paese come l'Italia, che vuole naturalmente crescere, andare avanti e tutelare e sostenere i propri imprenditori, le proprie imprese, le proprie famiglie. Molto bene, senatore, io la ringrazio e ho il piacere di ritrovarci presto allora. Grazie a voi, soprattutto per il vostro impegno e per l'informazione corretta che date sempre. A voi e agli ascoltatori una buona serata. Grazie. Grazie ancora, senatore. Pausa e torniamo con Alberto Camerini, Rock and Roll Robot 1981, tra poco. Qui referendum. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca
infatti attraverso gli enzimi litici in essa contenuti aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Se il mondo ti confonde non lo capisci più, se nulla ti soddisfa ti annoi sempre più. Scienziati ed ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock and roll band, è come un arlecchino ma non si rompe mai, attacchi la corrente, s'accende e partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti amo, io ti cerco, io ti voglio, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Ha dentro del computer e quante cose sa, un terminale video che ti informerà. Lui lavora duro, l'umidità sarà di plastica, di acciaio e non si quema mai. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock and roll band, ha un cuore di bambino che non si rompe mai, attacchi la corrente, vedrai ti partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti amo, io ti voglio, io ti cerco, rock and roll robot. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:40 e 9 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma il padrone di casa ora è lui, Antonio Zennaro, che torna. Antonio, io con un po' di ironia, ma non troppo, ho messo Rock and Roll Robot di Andrea Camerini, perché noi stasera parleremo di intelligenza artificiale cinese, tra l'altro. O mi sbaglio? Sì, sono ritornati i cinesi in grande spolvero con tante novità di intelligenza artificiale, quindi la sfida continua. Ecco, appunto, tra l'altro loro stanno facendo di tutto per battere gli americani. Io scrivevo in un pezzo su Italia Oggi settimana scorsa che praticamente mentre l'amministrazione Trump ha un piano sull'intelligenza artificiale di 4 pagine, loro hanno una piattaforma che sviluppano dal 2015, per cui mi pare che possano vincere la gara contro gli americani, ma se la vincono significa veramente è l'equivalente come la conquista del nuovo mondo da parte degli spagnoli anziché gli inglesi, anziché i portoghesi e così via. Allora, facciamo un po' di chiarezza, perché Sì. oramai quando uno si sente intelligenza artificiale, no? Oddio, intelligenza artificiale. No, perché uguale intelligenza artificiale via i posti di lavoro, anche se poi io non sono in linea con questa mantra che è molto
fa molto, no, hotline delle notizie, breaking news. Sì. Allora, cosa succede? Succede intanto i modelli americani sono i top al mondo, ok? Come livello di qualità. Sono però dei modelli chiusi a pagamento. Come ad esempio fosse, per farci capire anche chi c'è a casa, tipo il software Microsoft, no? O anche Apple, che sono software. Mentre i cinesi che hanno fatto? I cinesi invece hanno sviluppato dei modelli, si chiamano open source, ma fondamentalmente sono dei modelli gratuiti, se tu li Sì. utilizzi con il tuo hardware, cioè se tu te lo metti nel tuo PC, anche se serve un PC molto potente, lo puoi utilizzare gratuitamente. Se no, lo puoi utilizzare attraverso i loro server con dei costi che sono almeno 10, 15, addirittura anche 50 volte inferiori rispetto agli americani, che hanno i migliori modelli, ma sono molto costosi. Quelli cinesi non sono ai livelli degli americani, anche perché non c'hanno il cosiddetto ban, cioè loro non possono utilizzare, ad esempio, vabbè, se non entriamo poi nel tecnico, però fondamentalmente non possono utilizzare la tecnologia americana come Nvidia, no? E quindi non hanno accesso alla migliore tecnologia, quindi devono fare con tecnologia un po' inferiore. Detto questo, però, i loro modelli raggiungono l'80-85%, a volte anche quasi il 90% su una base di una serie di ovviamente sistemi in cui vengono misurate queste intelligenze artificiali, però il ragionamento che si fa è questo. Ma i cinesi riescono a fare un prodotto che quasi, anche se non è, però molto economico, e quindi cosa succede? Succede che si cominciano a prendere fette di mercato. Una cosa che noi conosciamo bene in Europa, perché? Perché l'abbiamo visto con le auto. Cioè, è vero che le auto cinesi, ad esempio, non raggiungono la qualità top, al di là dopo della propaganda, della qualità top, ad esempio, delle macchine europee. Però, ad esempio, sul modello medium, no, riescono comunque a fare una grossa concorrenza con dei prezzi più bassi, quindi prendono quote di mercato. Quindi adesso la sfida cosa diventerà? La sfida sarà tra l'America, che vuole ovviamente anche evitare che i cinesi arrivino con la loro tecnologia nelle società, nelle PMI americane, quindi stanno lavorando su una sorta di muro, alzare un muro tecnologico in maniera tale che i cinesi non arrivino. I cinesi invece ovviamente lavorano con la logica della penetrazione a basso costo, e quindi c'è questa corsa come una sorta di, invece di essere una corsa sullo spazio, è una corsa a conquistare il mercato di massa globale della tecnologia. In tutto questo, Antonino, c'è l'Europa che invece ha puntato tutto su, cioè loro hanno fatto un ragionamento, hanno detto: noi non abbiamo la tecnologia, cioè che hanno gli americani, che non hanno i cinesi. Allora sapete che facciamo? Noi siamo bravi nella burocrazia e quindi ci inventiamo il sistema burocratico di controllo sull'intelligenza artificiale numero 1 al mondo. Quindi con questo sistema qua sono scappati tutti, anche chi vuole fare, no? Cioè, fondamentalmente, adesso no, stiamo scherzando, però anche per chi ci ascolta a casa dopo una giornata di lavoro, insomma, però effettivamente in Europa c'è solo un modello che va molto bene, che però non è ai livelli né dei cinesi per costi né di qualità, che è Mistral, è francese. Ci sono altri progetti che stanno lavorando, però siamo completamente fuori da questa sfida tecnologica, anche sotto il profilo della tecnologia, anche se c'è qualche anche società italiana come STM, insomma in Sicilia, ma insomma ci sono delle realtà, non voglio fare troppi nomi, che sono quotate, comunque fondamentalmente qualcosina c'è, ma siamo indietro. E quindi rischiamo da un lato di essere dipendenti dagli americani e da un lato essere dipendenti dai cinesi, quindi avere tutti e due, però il problema è che cioè l'intelligenza artificiale diventa sempre di più pervasiva all'interno dei software, ma anche delle aziende. Quindi che succede? Succede che alla fine l'Europa diventa solo un mercato di consumatori, anche sotto il profilo tecnologico, ma siamo anche dipendenti al tempo stesso. E se l'intelligenza artificiale passa, perché il secondo passaggio è entrare, cioè l'intelligenza artificiale esce dal software ed entra sull'hardware, quindi entra sulle macchine.
entra sulle auto, entra, abbiamo visto anche in Ucraina, sui droni ad esempio, cioè si comincia a fare la guerra ad esempio con droni meccanizzati grazie all'intelligenza artificiale. Quindi che succede? Succede che, ragazzi, se io ho un sistema, ad esempio sono un'azienda e lavoro con l'intelligenza artificiale cinese, o anche americana, però diciamo che gli americani sono stellati. Quelli se vogliono mi spengono l'intelligenza artificiale, casca tutto. Quindi è un sistema molto 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 rischioso non avere una presenza forte sull'intelligenza artificiale. L'Europa, ma anche l'Italia, dovrebbe prendere le più grosse aziende e veramente destinare miliardi e miliardi di euro di investimenti sia sull'intelligenza artificiale software ma sia sull'intelligenza artificiale hardware per non restare completamente fuori. Questo andrebbe fatto altro che patto di stabilità 3,1, 2,501, 0,3, no, che stiamo impazzendo in questi giorni. Io lo sapete come la penso, che è importante avere i conti in ordine, però non deve diventare. Quindi mi allaccio all'altro tema del patto di stabilità, l'abbiamo già trattato anche nella scorsa volta. Non deve diventare un dogma, no? Cioè non deve diventare il fine. Cioè le regole vengono fatte perché mi devo raggiungere gli obiettivi, giusto? Sì. La regola non deve essere il fine. Quindi noi abbiamo fatto GDPR, adesso AI Act e adesso no, tutta una logica di burocrazia su burocrazia che blocca i cosiddetti spiriti ribelli del capitalismo e quindi le più grosse aziende al mondo sono fuori. Gira meno economia, meno moneta anche in Europa. Quindi va bene le regole, bene avere uno spirito democratico più accentuato, sicuramente rispetto sia agli Stati Uniti e soprattutto alla Cina, Antonino. Però sta roba anche, cioè veramente noi non potremmo fare se noi dovessimo fare una sorta di piano Marshall sulla AI, sulla tecnologia, cioè l'Italia non lo potrebbe fare. Forse lo potrebbero fare le più grosse partecipate di Stato insieme a tante aziende private, però questa poi è una linea che dovrebbe dare il governo, no? Capisco che oggi il governo sia impegnato su altre priorità perché comunque ad esempio i carburanti, l'energia, insomma non è l'intelligenza artificiale la priorità, però questo allora dovrebbe fare l'Europa che gestisce il mercato unico europeo, no? Tutto il tema legato alla loro hanno la delega esclusiva su questo. Vedo che fino adesso hanno fatto dei bellissimi convegni. In Europa sono bravissimi a fare i convegni sull'intelligenza artificiale, ma non abbiamo l'intelligenza artificiale. Vanno ai convegni sull'intelligenza artificiale quelli che non ci capiscono niente di intelligenza artificiale, che sono tutti alti burocrati dell'Europa, ma non solo. E il problema è che siamo un po' tagliati fuori. Cioè, tu oggi se vuoi utilizzare della tecnologia ai massimi livelli, o vai dagli americani o vai dai cinesi. Punto. Non c'è una terza via europea se vuoi un prodotto di altissima qualità e se vuoi essere a passo coi tempi. Quindi Antonino, il tema è un po' si lega anche perché se io sono allacciato al 0,1, al 0,005, no, che per ogni roba che faccio, no, devo fare 20 giorni di taglio di accise, devi avere la copertura, no, se no, c'è un meccanismo qua secondo me non funziona. Io già, questa è una roba che ho sempre detto, che non funziona perché ci deve essere un principio, giusto? Noi abbiamo avuto in passato la crisi del debito sovrano, tutte queste robe qua. Ok, devi evitare situazioni come la Grecia. Però non è che mi posso in particolari situazioni di mercato andarmi a impiccare perché no, se no c'ho la procedura di infrazione, se no mi viene quello dell'Estonia a controllarmi i conti, quanta no, il taglio di accise ho fatto, cioè non funziona, cioè non è una questione Antonino neanche di destra, di sinistra, di centro, che è una questione di buon senso. Detto questo, però, c'è un altro tema. Oggi però non è semplice fare sta roba qua, cioè alla fine dentro questo contesto europeo, uno può dire, europeo comunque con queste regole, può dire
Cioè, il piano B secondo me non c'è, ed è utopistico dire no, usciamo, perché dovresti anche avere i numeri, no, parlamentari, ma dovresti avere anche strutture economiche, cioè dovrebbe essere tutta una serie di situazioni. Qui oggi oggettivamente e anche statisticamente, se uno deve stimare la probabilità, è impossibile a breve, insomma, che l'Italia possa uscire da questa. Magari ne avrebbe anche effetti più negativi, se poi andiamo a considerare nel breve, magari nel lungo invece potrebbe migliorare. Però detto questo, Antonino, il tema è come riusciamo a, non dico a superare americani e cinesi, ma sicuramente come provare a tenere un po' il passo. Secondo me andrebbero fatti dei grossi, cioè vanno fatti grossi investimenti mirati, e bisogna anche però che tutti si rendano conto che comincia a diventare un problema. Perché, Antonino? Se effettivamente, come dicono gli americani, questa intelligenza artificiale può togliere tanti posti di lavoro, dicono fino al 50% dei colletti bianchi, non lo so, però se anche fosse vero un 10, 15, 20%, no? Sì. Che è una tecnologia che, a differenza, no, di altre innovazioni che ha creato altri posti di lavoro, questa sembrerebbe, non sono convinto, però mettiamo il caso, no? Perché comunque tu devi considerare tutte le situazioni, non solo quando le cose ti vanno bene, no? Certo. Se è così, che comunque cioè, significa che rischiamo di perdere milioni di posti di lavoro in Europa. Quindi, ragazzi, questa è una roba che poi non è che la perdiamo da qua a 30 anni, la perdiamo da qua a N mesi. 2, tema di tutto anche i giovani che studiano per una roba che domani magari non c'è più. Quindi allora va studiato sicuramente un piano d'azione sull'intelligenza artificiale europeo, però anche italiano, perché se l'Europa non fa niente non è che dobbiamo comunque partire. È un tema, Antonino, dopo, al di là delle scadenze giornaliere, politiche, però è un tema, perché se effettivamente, dico, aggiungo un'altra roba, vabbè, dici, saranno meno posti di lavoro, no. Ragazzi, come paghiamo le pensioni? Cioè, non mi dite poi che paghiamo le pensioni, no? Sappiamo, come è stato detto in questi anni, Antonino, perché poi i dati dicono un'altra roba, no? Sostituiamo un po' di italiani con nuovi italiani, nostra roba qua. Io, per quanto poi ci sia normale dei flussi in tutti i paesi, no? Però sta roba qua cioè, non gira, no? Perché comunque sta roba qua proprio toglie, elimina i posti di lavoro. Cioè non è questione, no, che manca l'operaio, no? Poi c'è qua, ma c'è una roba dove magari prima avevo 20 impiegati, ma me ne bastano 2, 3, 4, 5. E quindi diventa un problema di sostenibilità del sistema. È un tema. Dopo uno può dire, no, faccio c'ho la campagna, mi rimetto a fare, no? Ce n'è un problema, cioè, il problema individuale dopo, no? Antonino, c'è il tema di sistema, di sostenibilità, Cioè, se qua poi cominciano a mancare, bisogna trovare delle soluzioni, tasso, non lo so, adesso non lo so, Antonino, non ho io la ricetta, c'è un tema, no? Però il tasso i robot, il tasso chi, no? Cioè, non lo so. A me, ad esempio, poi le tasse non è che mi entusiasma, no? È meglio puntare su. Bisogna però, è un problema che si potrebbe verificare da qua ai prossimi 24-36 mesi, perché la tecnologia si sta muovendo cioè la gente non ha idea di cosa sta succedendo sul settore tecnologico dell'intelligenza artificiale. C'è la crescita esponenziale, ok? Quindi c'è oggettivamente il rischio che si resti fuori e si perdano centinaia di migliaia di posti di lavoro. Quindi un piano B va assolutamente ragionato. Capisco che poi la politica italiana, ma anche, guardate, Antonio, non è solo un tema di politica, perché sembra politica, non è che possiamo dare sempre la colpa alla politica, no? Perché dopo c'è anche un'elite imprenditoriale di sto paese, no? Che dovrebbe, è anche vero che gran parte, non tutta, c'è gente che, però c'è una parte soprattutto, ma spesso collegata alla politica, si è posizionata sulle rendite, sugli oligopoli, sui monopoli, settori, adesso non
però su settori dove, insomma, dove non devono fare, sono soggetti a concorrenza. Quindi sono magari meno interessate rispetto, no, a altri paesi dove c'è una spinta all'innovazione più marcata a, no, fare investimenti, anche se sono tutti in crescita sul venture capital, sull'innovazione, però siamo indietro. Qua bisogna trovare un modo, secondo me, qua l'intervento statale, vuoi o non vuoi, non puoi, te lo devi inventare, anche litigando con l'Europa, cioè se dovremmo spendere miliardi di euro. So che magari uno dice, scusa, ma toglimi, no, le tasse o toglimi, Certo. o toglimi le accise, no? Dici, perché cacchio spendi sull'intelligenza artificiale? Ma qua rischiamo, ragazzi, che se non siamo un minimo presenti e non facciamo un minimo di investimenti sull'innovazione, rischiamo di non avere più i lavori, ok? E ragazzi, non è che possiamo campare con il sussidio di cittadinanza, no? Cioè, Tonino, cioè, una parte c'è sempre un flusso, no? Chi paga e una parte gli arriva, ma deve essere sempre chi paga. Il problema è che qua, con i robot, con l'intelligenza artificiale, qua si elimina la parte che paga, ok? Sì. E quindi la parte che prende, già c'è una parte, Antonino, che non paga e prende e tutto no? C'è tutto quegli 11 Certo. milioni che non, no? Che anche lì ho fatto un articolo sul mio blog. Sì, c'è una parte che tramite quegli incentivi riesce, però c'è una parte che non, no, no, mistero della fede, cioè non si sa come, no, milioni di persone riescano, che c'è tutto un mondo di nero, del black, rimesse, no, dall'estero, vabbè, non è il tema della puntata. Il tema è, ragazzi, attenzione che questa intelligenza artificiale può, non è sicuro, però può, il rischio concreto c'è, eliminare milioni di posti di lavoro. Quindi va assolutamente pianificato un piano B. Ok, Antonino, io dopo non so la soluzione, se c'è la soluzione, no? Ma sicuramente come minimo dobbiamo stare un po' al passo degli altri. Cioè, qua vanno fatti miliardi di investimenti, soprattutto per le nostre aziende principali di Stato, Enel, ma le principali, capito? Post, cioè tutta la roba grossa qua si dovrebbe mettere insieme e fare investimenti per non essere tagliato fuori sulla tecnologia, se no rischiamo, Antonino, di essere tagliati fuori come con l'auto. Cioè, Infatti. Ragazzi, cioè, ci metti un attimo, cioè la tecnologia ci mette un attimo, cioè, a farti tagliare fuori, Cioè, quindi, e poi che facciamo? Che campiamo? Cioè, sì, turismo, ma cioè, non è che gira un paese 60 milioni solo col turismo, per quanto sia, no, il nostro oro, no, però non gira, Cioè, per quanto tu puoi modellizzare qualsiasi cosa, non possiamo un paese troppo grande per vivere solo di turismo. Quindi, Questo è poco ma sicuro, mi pare. occhio, e soprattutto occhio anche al rubinetto di far entrare flussi migratori con centinaia, migliaia di, perché se no, cioè, ragazzi, qua non sarà manco lavoro per, no, cioè, oggettivamente, cioè, qua flussi forse in entrata, ma anche in uscita devono cominciare, no, so che è un tema che, no, si può toccare, se no, no, però è così, non è che, cioè, Tonino, cioè, occhio, perché qua c'è una rivoluzione tecnologica e Sì. non è banale, quindi va assolutamente considerato. Questo è poco ma sicuro. Senti, già che ci siamo, 10 secondi di pausa perché sono le 19 e poi torniamo perché ti volevo chiedere qualcosa anche sulla situazione del petrolio, visto che si prolunga questo impasse a Hormuz. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19, 1 minuto e 18 secondi, le magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, conto corrente, Antonio Zennaro e Antonino Danna al microfono con voi. Antonio, qua lo stallo continua, tra l'altro pare che oggi Trump abbia sondato i petrolieri americani per chiedere loro che cosa ne pensano di un eventuale prolungamento addirittura per mesi del blocco di Hormuz.
Ma io sto vedendo i dati, effettivamente il petrolio, il Brent, che è quello di Londra, è 111 dollari e quello americano 107, ma il problema poi è che il prezzo è più alto perché poi c'è la roba raffinata. Mm. Perché cioè, non è che compriamo noi il barile, no, cioè Beh, certo. il gasolio più 7%, e poi con tutto quello che arriva, questi prezzi qua, insomma, noi andiamo, l'Europa va in difficoltà. Se avessimo avuto più nucleare non avremmo avuto questi problemi, però no, anche sta roba qua. Certo. No, nucleare, no, nucleare. Senti, ma gli Emirati Arabi Uniti che dal 1° maggio mandano a quel paese l'OPEC e quindi possono cominciare a pompare petrolio come pazzi, questo può essere un fattore che farà scendere i prezzi, oltre a dimostrare che Hormuz non serve più a niente. Ma io, Antonino, penso questo, che so che la mia è un'opinione atipica, è tutta roba del vecchio, no, del vecchio secolo, cioè alla fine Sì. qua vincerà chi si fa gli accordi bilaterali, cioè chi si fa gli accordi bilaterali vince, quindi dobbiamo essere bravi noi a farci degli ottimi accordi con il Medio Oriente, riprendere in mano la situazione in Libia in maniera pesante, secondo me, e poi cominciare anche un dialogo, parola che non si può dire, mettiamo il VIP, no? Con la Russia. Per quanto riguarda il gas, che ripeto, non bisogna, no, oddio, no, che hai detto sei un filo, no, però in una logica di diversificazione avere un 7-8%, no, rispetto al zero di oggi dalla Russia, insomma, non lo vedo, no, Sì. cioè alla fine, ragazzi, sì, Ucraina, ce le abbiamo dato le armi, abbiamo dato i soldi, tutti siamo alleati di fatto nei fatti dell'Ucraina, però cioè, bisogna anche essere un po'. Cioè, non è che la Russia ha attaccato l'Italia, no? Cioè, no, per quanto. Cioè, No. bisogna un po'. So che sta roba fa impazzire tutta una serie di mondi, fa impazzire, non si può dire, ma no, cioè. Ha detto il Presidente, cioè chi guarda i numeri e gli aspetti tecnici, come faccio no, il CEO dell'ENI, ha detto insomma un ragionamento si può fare, non è che no? Se poi i russi fanno gli stupidi che ti dicono no, allora ti do un po' di gas, ma tu non devi, ok, no, cioè, Certo. però cioè, secondo me gli si può anche dire, ragazzi, noi magari iniziamo a comprare qualcosa, però voi smettete questa guerra, potrebbe essere anche una cosa, una Certo. posizione. Cioè, dopo quanti anni sono? Ormai 4 anni. Cioè, Ormai ha quasi superato in durata la Grande Guerra, niente di cioè, meno. ragazzi, dai, cioè, bisogna trovare una soluzione per questa guerra. Quando dici sta roba, no, non si può dire, non si può fare, no? Ma perché? Perché c'è tutta la logica di tenere la guerra lunga, perché così l'Europa, soprattutto i tedeschi, si possono riarmare, quindi quei budget che hanno definito, no? Cioè, che c'è business dietro, ragazzi, cioè, no? Mm. Però da sto business qua noi ci perdiamo. Quindi, vuoi o non Certo. vuoi, noi ci perdiamo. Quindi partiamo dal suo presupposto che noi ci perdiamo. Partiamo che eravamo troppo esposti sulla Russia, Andonino. Partiamo che però devi essere diversificato. E questo è quello che deve fare un paese. Certo. Senti, questo benedetto deficit PIL, il buon Giorgetti dice lo sforiamo, già agli olandesi gli sta venendo l'orticaria, che si fa? Tonino, io ahimè non sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda. Io penso che noi siamo in una fase in cui dobbiamo spendere. Siamo in una fase in cui, cioè, allora, partiamo sopra come i rubinetti, l'acqua deve fluire. Certo è che se l'acqua deve fluire non verso pochi, perché se no pochi si arricchiscono e tanti altri non si arricchiscono e l'inflazione aumenta, ok? Se tu l'acqua non sgorga si secca tutto, no? Cioè, se invece l'acqua va più ampia possibile, l'erba cresce tutta come un giardino, no, Antonino? Quindi, secondo me, bisogna Certo. essere, se si fa questo tipo di operazione qua,
questo fu anche uno dei temi con cui io mi arrabbiai con Conte, no? Quando ci fu, fecero 200 miliardi di nuovo debito pubblico. Quel debito pubblico lì fu speso malissimo, a pioggia, fatto male verso settori che, cioè, sprecati. Cioè noi abbiamo 200 miliardi di euro, potevamo, non sono per non spenderli, ok? Ma bisogna spenderli bene, perché ne devi spendere uno, te ne devi ritornare almeno il doppio. Solo così tu puoi, secondo ha senso, perché poi riparte il PIL, riparte l'economia, cioè quindi devi essere chirurgico e spenderlo bene. Se vai ai soliti, no? Chi è miliardario, che ha le aziende miliardarie, e invece di fare 1 miliardo di fatturato ne fa 2, come col PNR, ok? Perché è una roba che non si può dire, poi lo scopriremo. Certo. Sto PNR, capito, è andato solo alle grosse aziende, perché questa è la verità. Ci siamo indebitati per fare le aziende grosse che hanno raddoppiato gli utili, e la PMI sta sempre incappottata, perché questo è successo, ok? Non si può dire perché è dogma, no? Perché così lo scopriremo nei prossimi anni. Stessa roba, se facciamo del coso, deve andare il più possibile fluire nell'economia reale, non nell'economia finanziaria. Capisco. Senti, insomma, e per finire il problema resta sempre quello, quanto costa la benzina, perché adesso è stato prorogato lo sconto sulle accise, ma qualcosa bisognerà pur fare, o no? Perché se poi Bisogna mesi, che si fa? Bisogna tenere le accise più basse possibile. Costerà, vabbè, so, però non è che la gente può spendere 2,50 € al diesel, no? Si crea un effetto recessivo devastante. O trovi una soluzione alternativa, ma non vedo oggi soluzioni alternative. Cioè, noi ci muoviamo tutti con... Cioè, non siamo in Giappone che ti muovi con, no? Con i treni. Cioè, ci muoviamo bene o male, c'è tutto, anche le merci viaggiano su gomma. Ma siamo un paese comunque, no, una penisola, no, tutta colline, no? C'è anche morfologicamente, Antonino, cioè non sei una grande pianura, no, che si estende, no, da Gela fino a, no, a Bolzano, l'Arizona, no? Certo. Quindi cioè, che è normale che si muova tutto su macchina, su auto, su ruota. Bisogna trovare una soluzione. Sicuramente è roba, ad esempio, io non condivido il discorso di ISE, c'è anche sta roba qua, ne parleremo su una puntata doc, cioè, alla fine devi farlo sulle accise, perché chi si muove spende, c'è niente da fare, quindi tu gli devi fare lo sconto. Come fai? Devi fare quella Tesla a nonnaria, facciamo che no? Cioè, dai. Cioè, bisogna essere anche veloci, no? Smart, secondo me ha fatto bene il governo. Io spero che lo proroghi. Per chiudere questa nostra conversazione, Antonio, questa settimana cosa dobbiamo seguire in particolare? Sta settimana secondo me bisogna seguire soprattutto Trump, perché vediamo che succede. Se c'è un'escalation, no, speriamo di no. Perché vediamo, perché se continua con questi prezzi qua ci potrebbe essere anche una botta sulle borse, perché siamo alti, cominciamo a essere alti sul petrolio a questi livelli qua. Al momento il mercato non lo sta apprezzando, c'è lo stallo, però potrebbe apprezzarlo. Però il punto è anche un altro. Tra 20 giorni i depositi potrebbero essere pieni, gli oleodotti pure, dovrebbero fermare i pozzi in Iran, e probabilmente il problema è che quando tu fermi un pozzo di petrolio si forma un tappo di paraffina, e dopo a rimetterlo in funzione è un vero problema, si rischia anche di perdere la produzione. Io temo che l'Iran, davanti al fatto di morire impiccato senza fare niente, potrebbe tentare qualcosa. Tonino, è complicata la situazione. Sì. Secondo me Trump pensava di fare un'operazione più veloce, pensava a un regime change più veloce. Il fatto sta che il suo anche muovere tutta la logistica verso l'Iran ci ha messo quel mese, in quel mese sì, l'Iran ha fatto fuori gran parte dell'opposizione. Questo è, certo, secondo me il tema, quindi ha perso l'effetto sorpresa. È quello che penso anch'io, Antonio. Va bene, senti, io ti ringrazio come sempre, ci ritroviamo tra una settimana? Assolutamente, un saluto a tutti i nostri grandissimi amici di Radio Libertà. Grazie a te, ci ritroviamo tra una settimana, adesso sigla e poi ci sentiamo. Renzo Arbore, La classe degli asini del 2002, a tra poco.
Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Tutti i ripetenti della classe terza D sta sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravattone. Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, dimmi re degli Assinelli, dove sono i Dardanelli. Professore, io non lo so, lo dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di se è nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Che confina con l'università salta fuori una gallina e una domanda fa. Cocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di se è nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Il professore non lo sa. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:15 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questo era Renzo Arbore, l'immenso Renzo Arbore. A proposito, Renzo Arbore ha lanciato questa petizione, questo appello per salvare il Teatro delle Vittorie in Roma. Fiorello si è messo subito in campo, ha raccolto senza indugi l'appello. Oggi il ministro Giuli, con un vocale alla Pennicanza, ha detto che il Ministero della Cultura, dei Beni Culturali, come si chiamava una volta, spenderà quei pochi piccioli che ha detto, per acquistare e salvare il Teatro delle Vittorie. Giuli sarà sentito dalla Commissione di Vigilanza Parlamentare della RAI, però mi fa molto piacere che questo luogo, che in fondo è nel cuore di tutti gli italiani, perché io sono cresciuto negli anni '80, ero bambino, fantastico, in diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma, con Pippo Baudo, Lorella Cuccarini, brava Lorella, quindi voglio dire, prima ancora Canzonissima, Quello che volete voi, Teatro 10, il famoso duetto tra Mina e Battisti. Ecco, io sono molto contento di questo, anche perché qua a Milano c'era un bellissimo teatro, lo Smeraldo, qualcuno di voi lo ricorderà di sicuro, al 340 670 9659,
dove io ho fatto a tempo ad andare una sera con il compare, l'ideologo di Aria Fritta, e siamo andati a vedere uno spettacolo di Franco Neri. Eravamo studenti all'università, ve lo ricordate Franco Neri? Franco, ecco, proprio lui. Ci sono tornato qualche anno dopo, l'avevano venduto, è diventato un supermercato, lo sapete, e quando io mi sono affacciato su quello che era stata la platea e vedevo la gente che camminava tra gli scaffali, francamente mi è pigliata una grande botta di sconforto. Ecco, evitiamo che il Teatro delle Vittorie divenga un eventuale supermercato, una roba del genere. Un altro posto che, se non sbaglio, ha fatto sta fine è stata la leggendaria Propaganda, la leggendaria discoteca Propaganda a via Castelbarco a Milano. Non vorrei sbagliarmi, però insomma cerchiamo di salvare il Teatro delle Vittorie, perché, ripeto, ci sono certi posti che sono posti dell'anima e diventano di tutti, perché ognuno di noi a quel posto ha legato un proprio ricordo. Ovviamente i nostri sono ricordi catodici, ma hanno il loro perché. Va bene, adesso però perché la classe degli asini? Perché in questo paese purtroppo lo sportello amianto nazionale ha stabilito che ci sono 72.000 edifici scolastici e 14.000 potrebbero essere a rischio amianto. Io ne ho parlato con il presidente dello sportello amianto nazionale, Fabrizio Protti, lo ringrazio del suo tempo, state a sentire che cosa mi ha detto. Vai pure Natalia. Io ho il piacere di ritrovare il mio ospite di questa sera, che è Fabrizio Protti, il presidente dello sportello amianto nazionale. Fabrizio, io ho questa nota in mano: 14.000 scuole potrebbero contenere ancora amianto, dato citato nel nuovo volume INAIL Sportello Amianto Nazionale, volume che è uscito ieri, il 28 aprile, che è la giornata delle vittime dell'amianto, e il volume si intitola Gestione del rischio amianto negli edifici, ruoli e indicazioni operative. Pubblicazione tecnico-scientifica edita da INAIL e realizzata dalla Consulenza Tecnica per la Salute e la Sicurezza col contributo dello Sportello Amianto Nazionale. C'è anche la tua firma, ma il dato più grave è che su 72.000 edifici scolastici 14.000 potrebbero essere a rischio amianto. E allora che si fa? Allora, anzitutto Antonino, grazie per avermi invitato un'altra volta. Mi dispiace tutte le volte portarti delle notizie che ti sconfortano, che ti sconcertano, ma di fatto purtroppo la materia amianto, sai, deve essere una materia complessa. Che si fa? Tornando alla tua domanda, saluto anche gli ascoltatori. Si fa che bisogna affrontare il problema, questo è quanto. Questa pubblicazione è una pubblicazione che porta a mio avviso due dati sconcertanti. Uno, il numero delle scuole che, attenzione, come c'è scritto sulla nota che tu hai ricevuto, è riferito a una proiezione interferenziale, cioè vuol dire è stata fatta su base statistica, ma è stata fatta su base statistica ovviamente con i dati che si hanno a disposizione, cioè in Lombardia nel 2019 risultavano 1.127 scuole con presenza di amianto su un totale di 5.470 edifici scolastici. Quindi l'incidenza delle scuole lombarde con amianto all'interno era pari circa al 21%. Okay? Il dato ovviamente è stato proiettato sulla totalità degli edifici scolastici. Per edifici scolastici si intende tutto l'arco della formazione, quindi e dell'accoglienza, quindi dal primo asilo dell'infanzia fino ad arrivare ai centri di formazione, all'accademia, alle università, non soltanto elementari, le medie e licei, cioè noi abbiamo 72.000 edifici in Italia che ospitano formazione, che sono adibiti alla formazione e ovviamente prendendo questo dato la proiezione prudenziale porta a pensare che ci siano ancora almeno 14.000 istituti con amianto. Però la riflessione che io ti invito a fare, ma tu certamente l'avrai già fatta e che invito a fare agli ascoltatori, è che stiamo parlando di proiezioni prudenziali, di dati riferiti al 2019, di dati che sono ufficiali nel caso della Lombardia
ma sono ufficiali perché ai tempi un consigliere regionale fece un'interrogazione regionale all'allora assessore e l'assessore rispose dopo aver consultato gli uffici. Tutto questo ci dà e ci porta a una riflessione, ma i dati ufficiali esistono? Perché pare proprio di no. Cioè noi, l'INAIL e lo Sportello Amianto hanno fatto un grande esercizio come dire, di statistica rispetto a dei frazionamenti di dati che non hanno però recuperato da una banca dati omogenea, universale e nazionale. E la domanda è: dove mandiamo nelle scuole i nostri figli? Già. Nei container dobbiamo affittare gli appartamenti e dobbiamo fare. Anche perché immagino che 14.000 edifici non è che si bonifichino dalla sera alla mattina, è un'operazione anche abbastanza complessa. Assolutamente sì. E attenzione, andiamo ancora prima della bonifica, perché la pianificazione di una progettazione, diciamo così, operativa, chiamiamola industriale, chiamiamola come vogliamo, perché evidentemente le bonifiche le fanno le imprese private su mandato di un appaltatore, in questo caso pubblico, è evidente che, come hai detto tu, certamente dà come dire, una prospettiva di un timing estremamente lungo, perché sono bonifiche che possono essere più o meno complesse. Ma qui siamo un pezzettino indietro, e questo è un po' lo spirito di questo manuale, che appunto si intitola Gestione del rischio amianto negli edifici, ruoli e indicazioni operative. Quando c'è presenza di manufatti in cemento amianto o di amianto all'interno di un edificio, che sia di proprietà pubblica o che sia di proprietà privata, il proprietario ha degli obblighi ben precisi, che oltretutto sono non stati cambiati, ma ancora meglio specificati in una legge dello Stato, che è il decreto legislativo 213, che è stato approvato il 31 di dicembre del 2025. Quindi, se mai non fossero bastate le leggi precedenti, lo Stato italiano al 31 di dicembre dell'anno scorso, quindi pochi mesi fa, ha detto: ragazzi, attenzione, che se c'è amianto all'interno di un edificio, e attenzione, richiamava leggi già esistenti, c'è l'obbligo da parte della proprietà e comunque da parte della proprietà in concomitanza con l'usufruttuario o il datore di lavoro, quindi della catena delle responsabilità, di strutturare un censimento amianto all'interno di quell'edificio, andando a localizzare tutti gli elementi dell'edificio che contengono amianto, e c'è l'obbligo per ogni elemento di fare un documento di valutazione del rischio. Cioè vuole dire che se io trovo, che ne so, la pavimentazione in vinile amianto che appunto contiene fibre di amianto, io devo valutare lo stato di degrado di questa pavimentazione, se può essere rotta da qualche parte, può sprigionare fibre, se può essere passibile a rischi interferenti diretti o indiretti, e questo per ogni singolo materiale. E ritorniamo dal principio: non sappiamo ancora quanto ce n'è. Tu pensi che siano state fatte tutte queste valutazioni? Quindi siamo ancora prima della bonifica. Cioè bisogna costruire un censimento e un catasto che, se anche solo fosse per tutte le scuole italiane, porta montagne di professionisti, montagne di competenze, montagne di responsabilità individuali e tempi già qui forse estremamente dilatati. Quanto costerebbe tutto questo? Quanto costerebbe non si sa, nel senso che ti faccio degli esempi. Tu sai che io sono sempre per gli esempi pratici. Sì. Qualche giorno fa è successo, oramai è passato più di un mese, e può essere un simbolo rispetto alla catena delle responsabilità che viene identificata all'interno del libro. È successo un caso in un liceo tristemente famoso,
perché è il liceo di Broni. Tu sai Broni essere famosa per quanto riguarda la fibronite e quindi l'amianto. Il liceo di Broni è un liceo che l'edificio non era vicino al sito di interesse nazionale della fibronite, ma era interno al sito di interesse nazionale della fibronite. Che cosa vuole dire? Vuole dire che i siti di interesse nazionale sono quelle aree dove il governo italiano mette un'attenzione particolare diretta perché in quell'area si sviluppano in maniera esponenziale e anomala rispetto alle altre aree d'Italia delle patologie più o meno gravi, nel caso dell'amianto, mortali. Okay? Sì. L'area di Broni è un'area dove, ahimè, sussiste un triste primato, cioè è la prima al mondo per mortalità femminile da patologie asbesto correlate e la terza al mondo per mortalità maschile per patologie asbesto correlate. Per farti un esempio, in Italia c'è un'incidenza di morte per mesotelioma di circa 2 persone ogni 100.000 abitanti. Nell'area di Broni muoiono per mesotelioma 100 persone ogni 100.000 abitanti, quindi 50 volte di più rispetto alla media nazionale. Ebbene, questo liceo faceva parte degli edifici che il Ministero dell'Ambiente ha attenzionato e su cui addirittura pende un finanziamento dello stesso MASE di 3 milioni di euro per la demolizione totale, perché pericoloso. Okay? L'ente proprietario non ha, trovato dal 2017 a oggi delle alternative per piazzare questi ragazzi, no? E quindi, in base alla legge dello Stato, che dice io posso continuare ad utilizzare una struttura dove sia presente amianto e lo posso fare qualora sia in grado di garantire il rischio, cioè di fare sì che il rischio sia nullo o estremamente contenuto sotto delle soglie di legge, ha continuato a utilizzare insieme, in concordanza con il Ministero dell'Istruzione, questo liceo per ospitare i ragazzi, fino al 23 di marzo, dove si sono presentati dei signori per fare dei lavori di manutenzione di una tromba di un ascensore e hanno cominciato a demolire un muro di un caveggio interno all'ascensore con dei martelli pneumatici, con gli studenti all'interno del liceo, disperdendo polveri in tutto il liceo, tanto che addirittura ci sono state delle vere e proprie intossicazioni, cioè 2 ragazzi sono andati al pronto soccorso per una potenziale intossicazione da polveri. Ebbene, poi si è scoperto che all'interno di queste polveri c'era amianto. Okay? Sì. Quindi questo vuole dire che di fatto quei lavori probabilmente non dovevano essere fatti con la scuola aperta, probabilmente non dovevano essere fatti con quei criteri e probabilmente chi doveva vigilare su come dovevano essere fatti quei lavori magari ha messo poca attenzione, ok? E perché ti faccio questo cappello? Perché quando poi vai a vedere e sono atti pubblici, quindi non sto dicendo niente di che non puoi verificare, quando vai a vedere sul sito della provincia di Pavia, che essendo un ente pubblico ha un albo pretorio in trasparenza, quindi con atti visionabili, eccetera, eccetera. La provincia di Pavia, per fare tutte le verifiche che io ti dicevo prima, no? Il censimento puntuale, la verifica del rischio per ogni elemento, per una scuola di circa 10.000 metri quadri,
all'interno di un sito di interesse nazionale, quindi dichiarata e conclamata pericolosa, con all'interno 500 studenti e 70 tra lavoratori, professori e lavoratori dell'amministrazione scolastica, investe 4.500 euro all'anno a un professionista, e capisci bene che il lavoro può costare molto poco. Poi sulla qualità dobbiamo andare a discutere. Certo. Senti, intanto hai avuto delle risposte? Farete qualche cosa? Informerete il Ministero? Cosa volete fare? Ma allora, diciamo che per quanto riguarda, tornando all'argomento di questa nostra chiacchierata, cioè rispetto al patrimonio scolastico nazionale, noi come Sportello Amianto Nazionale, sai che quando ci mettiamo cerchiamo di metterci con puntualità e strategia, e lo dimostra il fatto che, attenzione, una particolarità di questa pubblicazione per cui tu mi hai chiamato è che è forse, credo, ma senza timore di smentita, la prima pubblicazione congiunta che INAIL fa con un ente terzo, nel senso che solitamente INAIL, soprattutto sui manuali tecnico-scientifici, si muove in completa autonomia perché ha competenze interne assolutamente di eccellenza. Questa volta abbiamo lavorato a quattro mani, INAIL e Sportello, proprio perché la stessa INAIL, con cui sussiste una collaborazione su molti fronti con lo Sportello, ritiene che lo Sportello in qualche modo sia efficace, efficiente e performante sui territori e competente sui territori. Quindi questo vuol dire che quando ci muoviamo a ragion veduta e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Quello che noi vogliamo fare è cercare, entro e non oltre la fine di quest'anno, di concretizzare perlomeno un censimento, anzi meglio dire una mappatura dei dati perlomeno di superficie. Tu sai benissimo che noi abbiamo dei nostri protocolli di ricognizione satellitare, che vi ho già spiegati nelle scorse volte dove ci siamo sentiti, che possono attuare e verificare dati di superficie, quindi amianto in copertura, con una performance altissima e con una verifica che riesce a captare l'amianto sopra il metro quadrato. Quindi noi come Sportello Amianto Nazionale ci stiamo muovendo per cercare di completare il prima possibile perlomeno il censimento dell'amianto di superficie su tutti gli edifici scolastici italiani. Dopodiché questi dati li comunicheremo al Ministero. È evidente che questi dati saranno soltanto una parte del tutto, perché resteranno da fare tutte le verifiche interne che ci auguriamo che comunque ci siano. Cioè, il dato di fatto è che non c'è una piattaforma universale dove riscontrare un dato omogeneo. Ci auguriamo che però le aziende sanitarie locali, le regioni detengano questo dato, magari non sia comunicato in una maniera omogenea. Quindi il nostro stimolo è: entro la fine dell'anno noi vi diamo tutto quello che c'è in copertura. Voi siete in grado, regioni, di dare tutto quello che c'è all'interno, in che stato si trova e così via. Se siete in grado, tutti insieme mettiamo insieme questo catasto per le scuole italiane, perché attenzione, le scuole italiane sono il nostro patrimonio, perché all'interno ci vanno i nostri giovani e quindi noi dobbiamo proteggerli. Questo è poco ma sicuro. Senti, visto che ieri era la giornata delle vittime dell'amianto, a che punto è la notte in Italia e che cosa si sta facendo? La notte in Italia, come ti ho detto nelle ultime volte che ci siamo sentiti, comincerebbe, adesso non so qual è il tempo verbale giusto, a vedere qualche piccolo spiraglio di luce. Ricordiamoci quello che ci siamo detti proprio all'inizio di quest'anno, no? Il successo dell'Asbestos International Forum 2025, che ha portato alla ricostituzione del tavolo interistituzionale amianto, organismo legislativo interministeriale che mancava da decenni e che di fatto dovrebbe essere il driver, questa volta a traino Ministero dell'Ambiente, per appunto non solo legiferare strategicamente, ma anche attuare praticamente tutto il programma di prevenzione primaria, che oggi è riferito soltanto a una cosa, la bonifica, perché dobbiamo togliere l'amianto dal territorio.
Quindi questo è il barlume che si vede in fondo al tunnel, lo spiraglio. I tempi sono tempi che si stanno, però questa è una mia sensazione perché magari sono troppo esuberante, un pochino dilatando, nel senso che il tavolo è stato ricostituito il 18 di dicembre appunto dell'anno scorso, fino a oggi gli attori principali, cioè i ministeri di riferimento, non hanno avuto ancora la chiamata all'appello, quindi di fatto stanno ancora decidendo quando si riuniranno. Noi ci auguriamo che entro quest'anno si riunisca e il percorso, quindi diciamo che la luce in fondo al tunnel è ancora ahimè molto lontana. Purtroppo nella programmazione noi dobbiamo in questo momento cercare comunque sempre di mitigare e controllare il rischio, quindi dobbiamo fare sì che con pubblicazioni come questa che è uscita, con l'Accademia Nazionale per la Gestione del Rischio Amianto che è costituita dallo Sportello Amianto Nazionale, dall'UNI, ente di normazione italiano, e da Credia, ente di certificazione italiano che va a formare i professionisti sia del pubblico che del privato per la gestione del rischio, dobbiamo tenere sotto controllo tutte le strutture che possono avere amianto all'interno rispetto a dei criteri e delle leggi che già esistono, proprio per evitare che il rischio non si trasformi in pericolo, come è successo a Broni, perché dal momento che estirpare il male dal territorio è ancora un programma a lungo termine, non dobbiamo fare sì, dovremmo fare sì di porci l'obiettivo che muoiano qualche persona in meno. Oggi ne stanno morendo ancora 5.000 all'anno e abbiamo costi per sanità pubblica quasi a 3 miliardi all'anno, quindi perlomeno non arriviamo a peggiorare, e questo dipende dalla coscienza individuale degli amministratori, che siano pubblici o che siano privati, dall'etica individuale degli amministratori, dalle informazioni che diamo ai cittadini e soprattutto dalla competenza dei tecnici. E questo manuale va incontro a quello, perché oggi non dobbiamo nasconderci se c'è amianto per il 90% degli edifici, e quindi questi dobbiamo saperlo dimostrare. Senti, dove lo possiamo trovare questo manuale? Il manuale è di libera consultazione, si può scaricare come dire, liberamente dal sito dell'INAIL alla sezione pubblicazioni e penso questa sera già anche nella sezione pubblicazioni del sito dello Sportello Amianto Nazionale, perché sia l'INAIL per missione sia lo Sportello Amianto Nazionale per missione, sono due enti che fanno, l'INAIL è l'assicurazione dello Stato, ma tutti hanno nella loro missione l'informazione pubblica, sia noi che loro. Abbiamo deciso che questo manuale deve essere assolutamente gratuito, a disposizione di tutti. Molto bene. Senti, per finire, che cosa farai domani? Che cosa farò domani? Continuerò a lottare come tutti voi, tu in prima persona, tutte le persone che fanno dell'informazione un diritto, perché anche se tu, come dire, magari sei sotto un altro codice Ateco, diciamo così, sì, facciamo entrambi lo stesso lavoro, cioè cerchiamo di informare i cittadini. Certo. E io credo che questo sia un valore che non bisogna perdere, e quindi il mio domani sarà aprire gli occhi, alzarmi e continuare a lottare, anche, e ahimè purtroppo magari sarò io che ho qualche come dire barlume di teoria del complotto, ma anche contro chi vuole che l'informazione non circoli. E noi siamo qua per questo, a farla circolare. Grazie. Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Well, we got no
making all that noise, 'cause they found new toys. Well, we can't salute ya, can't find a flag. If that don't suit ya, that's a drag. School's out for summer. School's out forever. School's been blown to pieces. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia. Alice Cooper, School's Out. La scuola è finita, alle 19:43 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Ringraziamo Fabrizio Protti per la sua testimonianza. Allora, bella gente, si sono fatte le 19:43 e 20 secondi. Io poco ho da dirvi se non una cosa. Noi adesso ci avviamo a chiudere la nostra trasmissione, ci ritroveremo domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Diamo un breve recap delle ultime notizie. L'ANSA, Garlasco, Andrea Sempio, convocato dalla Procura di Pavia il 6 di maggio, è indagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. E poi ancora l'aggressore del 25 aprile confessa: sono stato io, aveva in casa pistole e munizioni. Madrid, Sinner supera Hodar e va in semifinale. Il caso Minetti, verifiche sull'adozione in Uruguay. Adesso, già che ci siamo, andiamo anche a vedere la BBC. L'ex direttore dell'FBI James Comey si è consegnato alle autorità perché lui aveva fatto questo post nel quale aveva mostrato una conchiglia con i numeri 8647. 86 è un termine gergale per dire liberiamoci di 47. 47 sarebbe il 47esimo presidente, cioè Trump, e Comey quindi è accusato di aver attentato o minacciato la vita del presidente Trump. Con questo noi chiudiamo. Lui ha fatto scena muta davanti agli inquirenti, sappiatelo. Noi chiudiamo qui. Ci salutiamo con una bella canzone. È tornato il nostro rocker abruzzese Saverio Lione da Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. Anche stasera una canzone sul filo dei ricordi, ma lo faremo esibire anche in pezzi molto più rock. Lu Falk, scritto da Mario Morosi, musicato da Saverio Lione. Lu Falk è dedicato a Falco Laudadio, una grande persona, un amico di tutti, amante della montagna, in particolare della Maiella Madre. Se n'è andato troppo giovane per vivere per sempre con la Maiella. Le sue ceneri riposano nella valle di Sant'Angelo, dove un tempo, vicino alla grotta dedicata al santo, c'era il monastero celestiniano. Attualmente a Lavocchio della Valle è ubicato il cimitero di Lama. Testo di Mario Morosi, video di Luigi Rosato, musica e canta Saverio Lione, il rocker di Lama. Lu Falk, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.